Si è conclusa la 3 giorni di dibattiti e confronti fra Portogruaro, Chioggia, Mestre e Venezia nell'ambito della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, volta a sensibilizzare cittadini, istituzioni, imprenditori e associazioni sui temi della produzione e dell'uso intelligente dell'energia, in particolare in questo momento delicato. Noi cerchiamo appunto di far conoscere al maggior numero di cittadini le buone pratiche per una energia sostenibile e per un'economia circolare, ecco, perché si può anche rigenerare quello che magari si pensa di buttare via e poi può avere una seconda vita e può essere riutilizzata per creare anche energia, insomma, ecco. Anche i piccoli gesti quotidiani possono essere importanti per dare nuova vita ai rifiuti e poterli riutilizzare per creare energia, come l'olio vegetale esausto che non è biodegradabile, quindi non va gettato nel lavello, ma conferendolo all'ecocentro si potrà riconvertire ad esempio in biocarburante e utilizzare come combustibile per i vaporetti a Venezia, così come si sta già facendo. Nel 2020 la produzione di energia da fonti rinnovabili in Veneto ha superato il target, attestandosi al 18,7%. La zona del Veneto orientale, è emerso nel corso della 3 giorni, è all'avanguardia sia per la raccolta dei rifiuti che per la produzione di energia da fonti rinnovabili.